Grazie a Maiorino per questa interessante discussione. Mi pare che emerga chiaramente che la questione abitativa ha bisogno oggi, ha bisogno subito di soluzioni che siano adeguate alle nuove sfide che le economie mature ci stanno ponendo. È almeno infatti un decennio che anche l'abitare è attraversato ormai da diseguaglianze inedite e da dinamiche escludenti. E questo è un contesto ormai diffuso che va dal piccolo paese alla grande città metropolitana, un contesto che vede il fronte dell'offerta abitativa gravemente condizionato dalla mercificazione del patrimonio edilizio, anche quello residenziale, e il fronte della domanda che abbiamo sentito oggi si allarga a nuovi bisogni. È fondamentale dunque che tanto la politica quanto il dibattito pubblico, e credo che il confronto di oggi sia in questo senso molto utile, recuperino per la casa l'accezione di bene comune, per troppo tempo dimenticata dalla discussione politica, e che riconoscano che il soddisfacimento del suo bisogno funziona come spartiacque per le persone tra l'avvio di una soluzione di un problema e l'esclusione, l'emarginalità. E dunque, se questo è il punto, è importante ribadirlo, perché deve essere chiaro che chi, come questo governo e come alcune regioni, la mia in particolare, decide di non riconoscere questa funzione essenziale al diritto alla casa, tagliando sussidi, solo per il Veneto pesano 22,8 milioni di mancate entrate, il taglio al fondo per il sostegno affitti, non investendo negli alloggi sociali. Ecco, chi compie queste scelte sta scegliendo di spingere ai margini una fascia molto ampia di persone, è una scelta. Noi al contrario pensiamo che l'intervento pubblico, l'abbiamo sentito oggi, in termini di risorse e di strumenti sia essenziale, e dunque intendiamo questo nuovo piano nazionale per il diritto alla casa come atto di responsabilità verso i cittadini e come volontà di riconoscere i loro reali bisogni sociali come prioritari nella nostra agenda politica. Ma mi chiedo quale Stato deve intervenire. Sicuramente quello nazionale, che raccolga all'interno di una lettura unitaria gli obiettivi che ci poniamo, ma oggi serve un'alleanza più larga con tutti i soggetti che abbiamo in parte ascoltato oggi, ma io dico anche con le istituzioni territoriali, regione e comuni innanzitutto. In primo luogo perché si tratta di un intervento che deve basarsi su un'analisi dei bisogni sociali aderenti ai contesti locali. Abbiamo sentito oggi testimonianze molto diverse rispetto alla mappatura dei bisogni, che sia una lettura approfondita, che sia condivisa e che quindi non può che essere dal basso. Ma è importante in secondo luogo anche perché questo intervento deve avere l'ambizione di incidere in profondità nelle società e nelle comunità, ridefinendo i territori, ricostruendo gli spazi pubblici sia dal punto di vista urbano che dal punto di vista sociale, ricomponendo comunità che oggi sono fortemente frammentate, preservando l'ambiente, e che deve quindi stare a terra, vivere nel territorio, e quindi la regione e i comuni sono fondamentali per mettere a terra, come va di moda adesso dire, le decisioni nazionali. Dobbiamo dunque con questo piano tenere insieme tanti, sapendo che parlando di casa e di diritto alla casa come stiamo facendo oggi, incrociamo inevitabilmente tutti i conflitti sociali del nostro tempo, quello tra i giovani e gli anziani, quello tra gli italiani e i migranti, quello tra i lavoratori e i disoccupati, quello tra i lavoratori e i lavoratori poveri, quello che riguarda gli studenti e i loro diritti, quello tra i residenti e i turisti, tutti i conflitti sociali attraversati quando noi affrontiamo il tema della casa. E quindi decidere di affrontare il disagio abitativo deve obbligarci a vedere questi conflitti, a riconoscerli e a sforzarci di trasformarli in identità collettive dentro questo piano nazionale. Lo dico perché credo non basti risolvere il problema della casa, ammesso che sia possibile, senza interrogarci seriamente sulle cause profonde che hanno generato questo fenomeno. I bassi salari, la finanziarizzazione del capitale, la progressiva restrizione del welfare, la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, sono tutti fattori che certamente incidono sul problema abitativo, ma che in generale rendono la nostra società più ingiusta
e più escludente. Quindi penso sia importante che, annunciando il nostro Piano Nazionale per la Casa, siamo in grado di sottolineare quanto questa nostra proposta stia dentro un'idea complessiva della società e un'idea di come vogliamo fare per cambiarla insieme, in maniera precisa e concreta, per cambiare, insomma, senza giri di parole, il modello sociale costruito sulle diseguaglianze che qua ci ha condotto. Io penso che questo modello di sviluppo, dovremmo chiamarlo capitalista, non so se si può ancora di moda, ha generato e genera diseguaglianza, ha generato e genera ingiustizia. Ecco, io credo che questo piano per la casa sia importante per il nostro partito anche perché ci posiziona dentro questi conflitti, definisce chiaramente da che parte vogliamo stare e può essere una modalità con cui cominciamo a raccontare, magari anche nelle nostre regioni, Veneto e Lombardia, un'alternativa possibile a chi ci governa.